Sei a conoscenza di qualche rituale, qualche medicina di una volta? Ebbene sì, vi presento su scapulario. Questo è un sacchetto di stoffa dentro il quale c'è una testa o di biscia o di vipera o di serpente, questo non lo posso sapere. Questa biscia doveva essere colta nell'atto di mordersi la coda o quando la luna era calante completamente o quando stava ricominciando a crescere, e si doveva essiccare e mettere in un sacchettino di stoffa. Questo è della fine del 1800. Per che cosa veniva usato questo amuleto alla fine? Si chiama su scapulario ed è un controveleno. Veniva usato nel caso in cui qualcuno venisse punto da un insetto, da un qualsiasi cosa che potesse comunque provocare dei problemi alla pelle, o anche nel dolore, dovendo avere un dolore all'occhio, a un occhio, a un braccio, e non sapendone la causa, si poteva utilizzare appunto questo scapulario. Come si usa praticamente? C'è un rituale, ci sono delle parole da recitare? Sì? Ha qualche dolore particolare? Forse lo possiamo provare polso. direttamente. Polso mi sono Allora, fatta male, poi non so se proviamo. potrebbe essere d'aiuto. Ecco, lo scapulario va gettato per terra in modo che raccolga le energie del terreno. Quindi così, lo raccolgo e come una cosa ricorrente si passa 3 volte a croce. 1, 2 e 3. Va gettato di nuovo per terra e le energie negative che si sono assorbite dalla persona ritornano alla madre terra. Si raccoglie e si ritira. Viene tramandato come questa conoscenza, Questo, rituale? se non si, nel caso malaugurato che si dovesse perdere, logicamente finisce lì. Quando la persona che lo possiede arriva a una certa età e vuole trasmettere questa conoscenza a una persona più giovane, basta che glielo consegni e gli spieghi come deve fare. Sempre una persona più giovane. Sempre una persona più giovane. Sì. Grazie. Grazie a voi. Sussurru era una pratica che veniva effettuata sulle persone che avevano un dimagramento molto potente, appunto per ingrassarsi un pochino. Veniva così svolto: si doveva prendere una camicia dell'uomo di casa, della famiglia nella quale c'era la persona malata o molto magra. Si prendeva questa camicia e si tagliava a strisce, a tirieddas dicevano. Si dovevano fare delle croci con la stoffa. Ogni croce al centro doveva avere un pezzetto di lardo. Si doveva costruire un quadrato di 9 croci per 9 croci e riempire il quadrato sempre a sua volta di crocette, sempre con al centro un pezzetto di lardo. Quindi 9 croci, 9 croce per ogni lato e formare un quadrato e riempito anche al centro di queste crocette. Poi si doveva prendere la crocetta. Quindi quante per volta? 3 volte, sempre ricorrente il numero 3. Prenderle e passarle sulla schiena, nei punti Sussurru si suppone che sia sulle parti ossute della persona, spalle, cervicale, passarle per 3 volte sulle parti appunto ossute e poi buttarle nel fuoco, sempre perché come eliminare tutti i malefici che si potevano raccogliere appunto con i pezzetti della stoffa. E le parole che venivano recitate? Non si potevano assolutamente tramandare, le bisbigliavano proprio perché nessuno potesse sentirle e quindi non ce n'è più ricordo.